Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Stava passeggiando con il suo cagnolino quando all'improvviso sono sopraggiunti 3 cani liberi che l'hanno aggredita. La donna è rimasta ferita, mentre per il cagnolino purtroppo non c'è stato nulla da fare. È successo questa mattina nel rione varesino di Velate. Vediamo il servizio di Elisa Polveroni. È ferita sotto shock ma salva per miracolo la donna di 60 anni aggredita questa mattina all'alba da un branco di 3 cani liberi mentre portava a spasso il suo cagnolino al guinzaglio del cuore di Velate. Una vicenda che ha gettato nello sconforto un'intera frazione perché in quel momento i vicini, sentendo le sue urla disperate, sono scesi in strada per cercare di salvare il suo cagnolino, che invece è morto nell'assalto. Anche la donna è rimasta ferita ma non gravemente. Ora i cittadini di Velate chiedono più sicurezza. Pare che questi cani siano scappati e scappino frequentemente da una vicina proprietà. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Varese che hanno fatto partire le tipiche procedure nel caso di cani morsicatori. I veterinari di ATS in Subria valuteranno gli esemplari che per ora sono stati riaffidati ai proprietari e messi in sicurezza. Non possono quindi scappare un'altra volta e generare una situazione di pericolo. Restiamo sulla cronaca, principio di incendio la notte scorsa al cementificio di Comabbio. I vigili del fuoco di Ispra, Sommalombardo e Varese sono intervenuti per domare le fiamme che hanno cominciato a bruciare la polvere di carbone presente nel filtro di un impianto di lavorazione. Il rogo è divampato durante le operazioni di manutenzione. La situazione è tornata alle 3 sotto controllo. Un dipendente della ditta, un uomo di 41 anni, è stato trasportato al pronto soccorso a scopo precauzionale. Come sarà la Busto Arsizio del futuro? Se ne parla questa sera in Consiglio Comunale. Intanto ci spiega tutto Francesco Inguscio. Come sarà la Busto del futuro? È bene pensarci già da oggi e si sta cominciando a farlo, col documento di indirizzo alla revisione del PGT in discussione stasera in Consiglio Comunale. Ma i ragionamenti sulla vocazione della città da qui ai prossimi 10 o 20 anni valicano i confini di Palazzo Gilardoni. Così emergono le prime idee e strategie. C'è chi mette in evidenza l'importanza delle infrastrutture. Busto è da sempre un crocevia di fondamentale importanza, con la presenza di 2 stazioni, senza dimenticare che anche la stazione di Castellanza Nord sorge sul territorio bustocco. Altri sono convinti che Busto possa attirare studenti e lavoratori da Milano proprio grazie ai collegamenti e agli affitti più bassi rispetto alla metropoli. Un altro punto di forza della città è rappresentato dalla qualità delle scuole di ogni ordine e grado e in ottica futura non si può non pensare alla realizzazione del nuovo ospedale a Beata Giuliana che può rendere la città un polo di eccellenza anche dal punto di vista sanitario. Da un comune all'altro, Varese punta sempre più sui servizi digitali. Sentiamo di che cosa si tratta dall'assessore comunale Rossella Di Maggio al microfono di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Perché ci piaceva l'idea di, contribuire a eliminare questo divario digitale che tanto ci complica la vita e soprattutto ci piaceva l'idea di sostenere le associazioni, le cooperative, le attività di volontariato che in città si occupano di questo. Per cui il Comune di Varese metterà a disposizione due luoghi, 2 punti di incontro, uno presso i servizi sociali e uno presso il futuro nuovo Informa Giovani, e metterà a disposizione anche alcuni ragazzi che faranno da tutor digitali, che sono i nostri ragazzi dell'aula studio Forzinetti. Per cui dal punto di vista anche relazionale educativo mi piace questa interazione tra generazioni che può portare solo buone cose. E a Cassano Magnago rinasce Villa Cagnola. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Ci sono genitori che sognano di morire un attimo dopo i loro figli. Sono i genitori i cui figli sono colpiti da una disabilità grave che non li rende in grado di badare a se stessi. È pensando a quelle famiglie che l'Associazione Familiari Persone Disabili di Cassano Magnago ha deciso di ristrutturare una villa ai piedi della collina su cui sorge il castello di Cassano, per trasformare l'abitazione in un luogo per il dopo di noi. Villa Cagnola, questo è il nome della struttura che resterà anche una volta completata la ristrutturazione. L'acquisto è stato formalizzato nei mesi scorsi, ora i locali sono stati svuotati e si può iniziare a pensare ai progetti veri e propri per il futuro. Ci siamo fatti carico della preoccupazione di queste famiglie. Il primo passo
da fare adesso è sistemare il tetto. Spiega il presidente Marcello Crespan. È una proprietà di AFPD, dell'associazione, però in realtà è una proprietà per la cittadinanza. Spazio agli spettacoli, Tony Servillo, protagonista ieri sera ai Giardini Estensi di Varese, vediamolo nel servizio con immagini di Agenzia Blitz. Le voci dei grandi attori che hanno segnato lungo 14 edizioni il festival teatrale tra Sacro e Sacromonte, da Albertazzi a Orsini, da Piera degli Esposti a Giannini, hanno fatto da apripista alla voce e alla presenza di Tony Servillo, che ieri sera ha letto le pagine di Giovanni Testori per Renato Guttuso ai Giardini Estensi di Varese. Un appuntamento creato dall'agenzia Teatri Uniti fra testi per giornali, libri, cataloghi, riviste, così da manifestare in forma scenica l'amicizia tra il grande storico dell'arte e il grande pittore. Senza dimenticare l'anima tipica testoriana, la carità che mi riesce più difficile, diceva, è proprio nell'arte. Un migliaio di presenze, numero lontano dal tutto esaurito da 1700 persone, che farà registrare giovedì sera alla 14ª cappella Davide van der Sfroos. E passiamo ora alla politica. L'eurodeputata di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri, ospite l'altra sera alla festa della Lega di Sumirago, è tornata a criticare il Green Deal. Sentiamo l'intervista realizzata da Lorenzo Valentino con immagini di Agenzia Blitz. L'obiettivo è che il famigerato Green Deal, cioè la transizione verde, diventi un'opportunità di sviluppo e di crescita del nostro territorio, che ha forte vocazione manifatturiera e quindi abbia delle ricadute sulle nostre comunità anche dal punto di vista sociale. Ad oggi purtroppo, per come è impostato, rischia solo ed esclusivamente di essere un ostacolo alla nostra competitività e anzi di dare un vantaggio esagerato a chi sta al di fuori dell'Europa, che continua a produrre senza rispettare l'ambiente e per questa ragione ci fa anche concorrenza sleale. Questo non può essere accettato perché non porta né ad avere un risultato dal punto di vista ambientale, ma soprattutto rischia di smantellare la nostra filiera e la nostra ossatura principale della nostra economia, che è il nostro sistema manifatturiero. Ospiti nella redazione di Prealpina i militanti varesini di Gioventù Nazionale, il movimento finito al centro di polemiche a Roma per un servizio realizzato dalla testata Fanpage in cui si mostravano inni al Duce e saluti romani. Li ha intervistati Fabio Pellaco. Gioventù Nazionale Varese condanna con fermezza la metodologia utilizzata da Fanpage per condurre il servizio giornalistico nei confronti di Gioventù Nazionale. Siamo assolutamente d'accordo con le parole del nostro leader e presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha condannato la metodologia appunto utilizzata da Fanpage, e condanniamo, come appunto ha condannato Giorgia Meloni, le frasi che sono state dette e registrate dai ragazzi di Gioventù Nazionale, frasi antisemite, razziste, che non possono assolutamente far parte di Fratelli d'Italia e di Gioventù Nazionale. A questo tema sarà dedicato ampio spazio sul giornale di domani, disponibile in edicola e su supporti digitali, insieme a molti altri argomenti. Ci dà qualche anticipazione il collega Massimiliano Martini. Buonasera, domani con la Prealpina lo speciale inserto con i giochi d'estate, cruciverba, sudoku, differenze e anagrammi. Tutto questo e molto altro per tenere allenata la mente. Grande attenzione per il basket, che a Varese è una fede. Open Job Metis conferma la sponsorizzazione e Giuseppe Sciascia spiega i contenuti dell'accordo. Infine sul giornale di domani presentiamo il progetto del Caffè Teatro, storico locale dove sono nati i più importanti cabarettisti italiani e che porta la sua scuderia della risata al mare a Loano. Infine l'intervista alla cantante Antonella Ruggero. Grazie Massimiliano, anche per oggi è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.